me rispondo solo di reati comuni, di politica non è mai piaciuta la politica. E allora lei respinge tutti gli addebiti, ha detto esattamente. È fantasia, Io vorrei precisare una cosa. Di tutto quelli che mi accusano, è vero? Sì, io mi trovo qui per le accuse, diciamo precisamente. Ma mica è detenuto per la nostra causa, no? È detenuto per altro. Sì, sono detenuto per altre. Anzi, per questa causa sono detenuto ancora. Volevo chiedere la scarcerazione, se era possibile, per la decorrenza dei termini. Vabbè. Poi io in questo processo mi trovo per le accuse fatte da Casirati. Cioè Casirati quando mi accusò di due, io chiamo pensate rapine, non tentate rapine, poi le spiego anche il perché. Quale? Quella là dell'Ammani? Esattamente. Come ha detto? Io le chiamo pensate rapine, non tentate rapine, poi le spiego anche il motivo. Ma cominciamo a fare filosofia, perché qua non no, è una cosa più che vera. Casirati mi accusò che queste due, così chiamate tentate rapine, furono fatte in 2 date precise. Io dimostrai che in una data mi trovavo carcerato a Lodi, mentre nell'altra data stavo ricoverato presso la clinica Bassini a Milano, dove venne operato perché mi ero fratturato un piede. Quindi allora precisiamo, Cochis, nella tentata rapina Lammini lei era detenuto? Ero detenuto presso il carcere di Lodi. Detenuto presso? Il carcere di Lodi. Presso il carcere di Lodi. Esattamente. Prego? Mi sembra di aver capito, cioè se può essere più preciso, non vorrei aver capito male. Dunque. Lei era detenuto perché qua ci sono 2 tentate rapine, Cochis. Quella alla... Sì, una era a marzo, se non erro. E quella all'istituto tecnico commerciale? Una se non erro doveva essere a marzo. Ah, dove? Marzo, se non sbaglio. Ah, la data, no, precisiamo in quale di queste 2 lei era detenuta. Io adesso non mi ricordo quale delle 2, comunque una Casirati disse che si trattò del 3-4 maggio, io la notte fra il 2 e 3 maggio fui operato alla clinica Bassini perché mi ero rotto il tallone dove mi vennero messe anche le viti, una cosa, insomma, subì un intervento chirurgico e dove stati ricoverato 15 giorni in questa clinica e dove poi in seguito restai ingessato per un paio di mesi. Per specificare questo. Poi, ma perché l'avrebbe dovuto chiamare in causa Casirati a lei pure? Questo non lo so, è per quello che io ho chiesto i confronti con Casirati, appunto per chiarire questa posizione. Poi c'è anche questo, Presidente, cioè io nel mio passato... Dice che lei era il tecnico famoso per... Questo non lo so, questo lo diceva Casirati, poi io con Casirati reati non ne ho mai avuti. Perché in altri procedimenti penali... fatto venire lo specialista. È uno specialista e queste rapine dove sono state? Poi le voglio spiegare una cosa. Io rapinatore, nel mio passato lo sono stato, ho pagato delle rapine. E ho pagato anche delle tentate rapine. E le voglio spiegare questo. Quando sono stato sotto processo per delle tentate rapine, per delle mancate rapine, dove sono stato condannato, cosa succedeva? La rapina veniva effettuata. C'era della gente che ci vedeva con delle armi in mano o incappucciati che entravamo per tentare da prendere il profitto per cui andavamo a fare. Ma su queste 2 tentate rapine che si sta processando qui in questo processo non c'è una persona che abbia visto una persona con una pistola in mano con un cappuccio. Qui si parla addirittura che io dovevo rapinare le buste paga di un istituto dove c'erano 1500 diciamo studenti e non uno di questi studenti ha visto me rapinatore o incappucciato con una pistola in mano che tentava di andare a prendere questi soldi. Cioè io adesso dico una cosa, non sono i 6 anni per cui sono stato condannato, perché a me la condanna, con le condanne che ho io, non mi interessa i 6 anni, 10 anni, 20 anni. Secondo gli atti processuali risulta che non si giunse al momento della minaccia con l'arma, si desistette prima di attuare la minaccia, quindi questo che sta dicendo lei è relativo. Sì, va bene, ma una volta può succedere, 2 volte, allora cosa succede? Tutte le volte che si va sotto rapina con sto Casirati ci si ferma sempre. Io quando andavo le facevo sempre le rapine, non mi sono mai fermato. Lo sta classificando come delinquente comune, proprio dice Casirati è l'ultimo della graduatura. Ma per lo è, sì lo è. Vabbè. Sì, perché è possibile che tutte le volte che io dovevo commettere un reato con questo Casirati mi devo sempre fermare prima. Andava male, quindi... I reati che ho commesso con la cosiddetta banda Valanzasca, una cosa e l'altra, non ci siamo mai fermati prima, siamo sempre andati a termine. Vabbè,
Mi dica una cosa, è vero che lei... E poi mi trovo imputato con che tutta lei gente che io ho conosciuto qui in quest'aula. è stato curato in casa di Caterina Pilenca per quando si infortunò al piede. No, guardi, quando io mi infortunai al piede, le spiego subito, la sera Sì, stessa... Caterina Pilenca l'ha detto questo, dice è vero questo, dice che è vero. Adesso le spiego, la sera stessa che io mi infortunai al piede, io fui ricoverato immediatamente alla clinica Bassini di Milano, Sì. perché avevo un piede che era così, del quale fui sottoposto, fui sottoposto la nottata stessa a un intervento chirurgico. Mi misero delle viti nel piede che le tolsi proprio durante il primo grado di questo processo, queste viti. E dopo l'ingessatore mi misero un gesso che dopo 10 giorni mi venne ritolto e nel frattempo ero ricoverato sempre presso la clinica. E dopo mi rifecero l'ingessatura. Quando uscii dall'ospedale col gesso, io me ne andai a casa mia da mio padre, cioè avevo casa mia, e che andavo in giro con una gamba di gesso a dormire nelle case Quindi delle altre persone. Non è vero che fu visitato dal dottor Pancino No, assolutissimamente. a casa della Caterina Pilenca? Assolutissimamente, questa è una gran menzogna veramente. Perché io il dottor Pancino manco lo conosco. E io con tutta questa gente che dicono queste cose sono pronto a fare i confronti perché realmente non so chi siano. Vabbè. Altre cose da dire non ho. C'è altro? L'avvocato di Cocchis chi era? Vabbè. Chi abbiamo costruito stamattina per Cocchis? Vabbè, allora in sostituzione l'avvocato... Benissimo. A posto, grazie.